parte saremo un pochino più veloci perché in chiusura è qualche puntata che trasmettiamo questi servizi perché il CONI regionale si muove molto nella regione e quindi è stato organizzato un convegno qualche tempo fa a Verona e poi vogliamo darvi conto di questo convegno e chiuderà la nostra puntata. Quindi abbiamo 5-6 minuti e volevo allora salutare gli amici che ci sono venuti a salutare per Yes We Bike. Passiamo un microfono nel frattempo Iris, a loro, grazie. E questo weekend, il 3, 4, 5 e 6 di aprile, ci sarà a Padova questa grande kermesse dedicata al mondo della bicicletta. Noi abbiamo fatto questa puntata oggi della ginnastica, come abbiamo spiegato, perché era in mezzo a due grandi eventi, ma la prossima settimana parleremo di ciclismo. Quindi avremo il Presidente Carlesso, avremo la Federciclismo, ma avremo anche tutte o più possibili i protagonisti della Yes We Bike. Allora, Giacomo Sbalchiero, ciao. Vicepresidente di Ciclopica, che è un'associazione sportiva. Giacomo, che cos'è Yes We Bike? Allora, Yes We Bike è un festival di 4 giorni quest'anno e fino all'anno scorso è stata una manifestazione del Comune di Padova dedicata alla bicicletta. Si svolgeva in una domenica di aprile. Quest'anno il Comune ci ha lanciato una sfida, noi di Ciclopica, e di trasformarlo, diciamo, in un festival multigiornata. Abbiamo coinvolto associazioni amiche del territorio per provare a diciamo, formare un programma su più giorni. Ci troverete in Velodromo Monti da giovedì a sabato. A Padova, vicino a Prato della Valle, giusto? Tra Park Rabin e lo Stadio Appiani. Sai che ci vedono fino a Napoli, diranno ma quante cose fanno a Padova o nel Veneto quantomeno. Dicevamo, al Monte c'è anche un'attività di convivialità, di arte, insomma, sì. Non è solo che si abbiamo cercato di raccontare la bici in modo diverso, non solo l'aspetto sportivo, ricreativo, ma anche, diciamo, abbiamo provato a trattarla come oggetto di un'indagine fotografica. Ci saranno dei ragazzi dell'associazione Fosfeni Lab che animeranno le serate con la fotografia analogica, è un'installazione loro. Poi ci sarà il ragazzi dell'Insolit che diciamo, organizzano serate musicali, quindi DJ, si ascolta giovedì, musica, la benedizione dei concerti, anche. Si può ballare. Quindi, insomma, movimento, sport e cultura, sì. E spettacolo. Cultura con i ragazzi allo stato dell'arte. Si può trovare nel sito www.yeswebike.it o anche profilo Facebook. Oppure anche ciclopica.com. Visto che è la cosa che seguite di più, questa Euganea. L'Euganea con invece, le bici d'epoca, sì, una cosa bellissima. È una cicloturistica d'epoca che organizziamo noi di Ciclopica quest'anno, ovvero una pedalata storica per bici costruite prima dell'87, pedalatori tutti in divisa come i vecchi tempi. Con i copertoni annodati al collo. Sì, bella questa. 87 ormai con no. il tubolare al collo. City Bike. E partiremo da Prato della Valle, faremo 2 percorsi, uno di 80 km e uno di 65, attraverso i colli Euganei. Ci quasi fermiamo. Tutti sterrati, vero? La maggior parte è sterrata, sì. Proprio come era una volta. Come si faceva una volta, strade bianche, vabbè, insomma, seguiteci sui siti. Volevo fare una piccola parentesi perché ho fatto un anno di ginnastica artistica anch'io alla Ardor. Un applauso allora al nostro atleta. Solo che riuscivo a malapena a fare la capriola, per cui ero diventato l'addetto al gesso. Per me avevi problemi proprio nell'appoggio della testa. Mi è venuto l'asma e mi hanno preso. Quindi oggi hai reincrociato la ginnastica guarda, nella tua bellissimo vita. Allora, lasciamo il microfono a Nicola Zucca, invece è rappresentante della B-Pink, che è una squadra di ciclismo femminile. E quindi parliamo di attività agonistica anche importante. Assolutamente, attività agonistica professionistica, è una squadra giovane, è una squadra consolidata che insieme a Vodafone ha voluto portare sul territorio del Veneto la promozione della bicicletta intesa come sport sano, come sport aggregante e come occasione di confronto corretto. È stato quindi realizzato una serie di eventi che si chiama Veneto in Corsa, un roadshow che ha toccato le principali città del Veneto, in cui abbiamo proposto una gara di bici fissate sui rulli a tutti quanti. L'obiettivo era proprio l'avvicinamento allo sport, ma anche in realtà, per quanto riguarda la squadra, la ricerca di un talento under 23 da inserire nell'attività sportiva. Grazie al supporto di Vodafone, che ha sostenuto e ha sponsorizzato una borsa di studio per quest'atleta, potrà essere seguito un percorso
agonistico da parte di questa Posso partecipare anche le ginnaste? Tutti possono partecipare, magari scopriamo che qualche ginnasta ha anche attitudini al ciclismo. Oggi avevamo in ufficio problemi con un track della Vodafone, ma quanto grande è sto track? È enorme, abbiamo tantissimi in Prato della Valle, quindi sarà questo camion enorme con tutta questa... C'è un camion enorme da cui faremo la premiazione, perché identificheremo il talento. Finalmente in Yes We Bike ci sarà la fine del percorso di Veneto in Corsa, quindi sarà celebrato e incoronato il talento che potrà poi godere della borsa di studio. Tra l'altro volevo sottolineare che sarà presente anche l'Associazione Ciclisti Padovani con parecchio materiale storico, perché è stata ricordiamo qualche medaglia dei mondiali di ciclismo, con Bianchetto, Beghetto, poi insomma noi no, proprio non c'eravamo, ma sono stati bravi, Olimpiadi eccetera. Bene. Quindi ci sarà molto da vedere, veniteci a trovare. Quindi vi aspettiamo, lo dico io, sabato, venerdì, giovedì, sabato, domenica, la Corri per Padova è dedicata alla Yes We Bike. E quindi chi vuole fare un salto in Prato della Valle ci abbiamo da fare un sacco di belle cose. Bene, grazie, un applauso agli amici del Fibike. La prossima settimana avremo tutto lo staff dell'organizzazione e gli atleti della Federazione Ciclistica Italiana. Allora, siamo in chiusura. Stefano, mi sembrava che tu tenessi molto a dire delle cose che riguardano proprio lo sport di base, le attività di base. Ma diciamo che l'attività di base è quello che formano i ragazzi, quelli che crescono, i primi che nascono, i bambini quindi il seme. E se la pianta, mio nonno mi ha sempre insegnato, se la pianta nasce storta è difficile raddrizzarla. Quindi lo sport, al di là della scuola, anche lo sport è una fase importante educativo, quindi io ci tengo sempre a dirlo, ma sottolineo, visto che siamo ormai alle strette, il tempo è poco, che i volontari di queste società, prima abbiamo sentito Domenico che diceva, Delardo diceva, abbiamo dovuto spostare gli attrezzi da una parte all'altra. Ci sono persone che io li chiamo volontari, come ad esempio la gara internazionale a Jesolo, che di notte hanno montato, smontato attrezzature, e sono i volontari della ginnastica, sono i genitori che portano i ragazzi avanti dentro in palestra, e questi ci credono. Noi dobbiamo fare un applauso a queste persone, che sono il cardine importante perché le nostre manifestazioni diano quello che abbiamo visto, la massima capienza di un palazzetto. È quello che io ringrazio i presidenti, dico, portate questo saluto, questo ringraziamento da parte mia, da parte del comitato regionale. In occasione volevo dare un piccolo presente e ringraziarvi dell'ospitalità che ci avete dato la possibilità di presentare il nostro sport. Allora, vieni qua che stiamo, attento che c'ho il microfono. Allora, grazie. Attenzione. Tutto mio, mi credo. E un altro piccolo presente a Dario. Grazie. La cravatta e il foulard della Federazione Ginnastica. Grazie a voi, grazie a tutti. Abbiamo due in dotazione ufficiale del CONI, quindi abbiamo anche quella Federazione Ginnastica. Grazie ancora. Bene, grazie. Allora possiamo chiudere. Io voglio fare i complimenti al Presidente Danieli per lo spirito con cui conduce la sua grande squadra, composta da tante piccole squadre, ma veramente comunque la bravura di un Presidente è anche sapersi circondare delle persone giuste. Mi pare che qua le persone ci sono, ci sono tanti problemi, tante difficoltà, ma grazie alla squadra, grazie ai miei direttori tecnici, grazie, che ci tengo a precisare, oggi non ci sono, ma c'è Cisco che è direttore tecnico dell'artistica maschile, la Giuliana Pavan del GPT come direttore tecnico e la Lenzin Gabriella come direttore tecnico femminile. Non sono qui presenti, però ovviamente sono persone, li abbiamo qui, i nostri presidenti, che danno la vita per lo sport. È importante la capacità di far convivere in armonia tutte queste realtà che non questo sono, cerchiamo non di riuscire Bene, la regia ci dà notizie, abbiamo questo video da mandare in chiusura, possiamo chiudere? Abbiamo quanto ancora? No, la regia ci dice che il tempo a nostra disposizione è scaduto. Allora, siccome a noi ci piace farle andare la regia... Sì. Allora il video è pronto, quindi possiamo... Allora, le più giovani presenti qua, vediamo. Chi ha 7-8 anni? Venite qua. 3, 1, 2, lì ce n'è, giovani, Iris, vieni tu. Ecco. Bene, allora a voi tre do un biglietto d'ingresso al Columbus, piscine termali di Abano Terme, 1, 2 e 3. Tu magari vieni, ti fai portare da San Bugè ad Abano Terme. Grazie al nostro sponsor, al nostro patron che ci sostiene, che è il Columbus
Thermal Pool, le piscine termali di Avono Terme, quindi voi potrete andare a farvi un bel bagnetto nell'acqua termale. Bene, Okay. grazie a tutti, viva la ginnastica! Grazie, viva lo sport! Andiamo in onda il video e poi chiudiamo definitivamente. Ah, chiudiamo dopo? Restiamo qua? Sì, restiamo ancora Ci qua piace qualche minuto. restare qua. Ah. Bene, allora vai regia col video finale. Sport e impianti, forum di settore organizzato dalla CONI Regionale Veneto con la collaborazione dello studio Ghiretti e Associati in Sala Lucchia Verona nell'ambito del progetto Il ruolo dello sport veneto nel panorama nazionale. A parteciparvi il presidente CONI Veneto Gianfranco Bardelle, l'assessore regionale ai lavori pubblici Massimo Giorgetti, esperti del CONI nell'impiantistica sportiva e nella gestione degli impianti, presidenti di società e responsabili dei comuni per il settore sportivo. 12.800 società, 300.000 volontari. Nel Veneto il tessuto della pratica sportiva è ben ramificato, con ottimi risultati negli sport a livello nazionale in tutte le competizioni che danno lustro all'Italia. Dal 2009 si è passati da 200 impianti all'anno che vengono fatti nella nostra regione a 5 o 6, ma quello che viene penalizzato sono l'aggiornamento, la ristrutturazione, l'adeguamento alle nuove normative. Non ci sono più investimenti da parte della regione e da parte del comune e questo è molto negativo. Noi chiediamo con questo forum, con questo incontro, una attenzione anche all'impiantistica sportiva, patrimonio della collettività, patrimonio sia dello sport, ma specialmente dei giovani e dei meno giovani. Ricordiamo che le nostre palestre, le piscine, i campi da gioco sono frequentati anche non più da giovani, ma anche da persone anziane, le quali trovano nello sport il modo di proseguire nella loro pensione. Io capisco che in questo momento il bilancio regionale, il 66% va alla sanità pubblica. Io dicevo 65% alla sanità pubblica, l'1% allo sport, no zero. Questo credo che sia una cosa che va bene, ci siamo sacrificati 4 anni, ma che nel prossimo anno ci deve essere un po' più di attenzione. E l'altra cosa, quando si parla delle scuole, è importantissimo, dobbiamo recuperare le scuole, metterle a posto, metterle a norma dagli impianti tecnologici. Dimentichiamoci che la scuola in fianco alla palestra, sono i nostri ragazzi quando escono dalla scuola devono andare in palestra, stare insieme, non andare per la strada perché si fanno scuole senza palestra. Questa è una cosa che credo in una nazione come la nostra non può essere accettato. Ci vediamo all'avanguardia. In questo noi vorremmo essere alla pari di molte altre nazioni. Bisogna essere concreti in questi momenti di grande crisi, le priorità evidentemente sono altre, penso ai lavoratori, penso a tutti i grandi problemi che ci sono. Evidentemente lo sport è comunque un grande volano economico, sociale, culturale e quant'altro. Io credo che in questo momento l'attenzione sia nell'implementare, migliorare, ridurre le spese di gestione degli impianti, stare vicino alle nostre grandi società sportive, perché poi oggi in Veneto, il Veneto è forte dal punto di vista dello sport perché c'è un grande movimento sportivo di base basato sul volontariato che poi permette anche di avere i grandi risultati che abbiamo ai vertici, di selezionare i talenti, ma quello che a noi interessa sono tutti gli altri. Affrontato anche il tema della sostenibilità degli impianti, l'ingresso del capitale privato nell'impiantistica sportiva e l'inserimento di opportunità commerciali negli stessi impianti. Abbiamo parlato oggi in questa occasione che è molto importante, è una platea molto ricca, di questa opportunità che la nuova legge sull'impiantistica sportiva dà di garantire dei tempi certi a coloro che vogliono investire nell'impiantistica sportiva. È ovvio che per mettere in condizioni un privato di investire il proprio capitale e quindi attendersi una remunerazione dello stesso, è necessario che l'impianto sportivo sia in grado non solo di sostenersi, ma di generare un minimo di ritorno per chi investe. Quindi capire come, dove posizionare gli impianti, con che funzioni
e con che costi di gestione è fondamentale, e non è più così un tabù parlare di attività commerciali o di attività che sono collegate a di remunerazione o di capitale che viene investito privato nell'impiantistica sportiva, perché è l'unico modo che abbiamo in questo momento per poter garantire anche l'utilizzo dal punto di vista sociale e la messa a disposizione sul territorio di una risorsa così importante come sono gli impianti sportivi. Eccoci qua, bene. Allora, chiudiamo la trasmissione, erano argomenti importanti, parlavamo di impiantistica, avete sentito, ci sono tanti dibattiti, non abbiamo potuto sviluppare tutto quello che volevamo. Possiamo dire una cosa? Prego, Andrea. Il Veneto, lo dico io perché il nostro presidente fa troppo l'umile, ma per numero di iscritti, partecipanti, squadre e movimento è la seconda regione d'Italia dopo la Lombardia. Quindi voglio dire, è un pizzico di orgoglio che secondo me possiamo anche dire pubblicamente, insomma, tra tutte le difficoltà. Allora, cosa vogliamo augurare a questi atleti che partono? Sabato ci sarà il gran finale della Serie A, quindi un in bocca al lupo a tutti gli atleti maschile e femminile della ginnastica artistica. E i tecnici, i dirigenti, i presidenti, gli accompagnatori. Bocca al lupo! Vi aspettiamo anche in Praga Valle, Yes We Bike a Padova. La settimana prossima Feder Ciclismo. Ciao a tutti, viva lo sport! Ciao Virna! Ciao Virna! Maratonina dei Dogi. Maratonina dei Dogi, no! Ciao, ciao, ciao!